E vai, partenza Fioi, non mi par vero una giornata per me, cioè una giornata nel senso, no, ripeto, amo il mio lavoro, è proprio un discorso di stacco dalla quotidianità, ok? Perché ho provato a spiegarlo tante volte questo discorso, che pure star sempre in vacanza fa schifo, inizia a far schifo, perché diventa la routine, hai capito? C'è bisogno dello scambio. Ad ogni modo, come puoi vedere, il posto è estremamente tattico, in quanto hai l'area camper 10 metri dietro di te e ad altri 5 metri di distanza c'hai la ciclabile, l'ingresso della ciclabile. Oh, piccola nota motociclistica barra ciclistica, sono appena arrivati dal BEPS i passamontagna termici, funziona alla grande, veramente lo sto indossando in questo momento, Tico, funziona alla grande. Ha un solo difetto, te lo dico subito, è taglia unica ed è estremamente stretto, cioè è un'impresa metterselo su, e che non ho i capelli lunghissimi, quindi sì, attento se è la testa grande, anche il campeggio è nella ciclabile. Non chiedermi come si chiama, è letteralmente attaccato all'area camper, oppure guarda sulle mappe al fun bob, molto naturalistica, mi ricorda tantissimo la parte che da Cortina va a Dobbiaco. Cioè, sai che io le puntine le faccio sempre per tutti, camperisti, automobilisti, motociclisti, ciclisti, mountain bikisti, eccetera eccetera. Voglio dire, se conduci una vita sedentaria, magari non vai neanche mai in bici, cioè, secondo me fare ste robe diventano una sfaticata, cioè, arrivi a un punto che dici ma chi me lo fa fare, cioè, ti tende a sbuffare, capito? Pertanto questa ciclabile la consiglio a chi non è almeno un pochino abituato a andare in bicicletta a piedi, a Fertinini, che è bellissima, te la godi uguale. So, io ho fatto la traccia su Comot, ma è più per abitudine, sai, perché è tutta strada obbligatoria. Arrivi fino al lago di Misurina, io non credo di arrivarci oggi, io ero seriamente preso male fisicamente, nel senso atrofizzato proprio, e questo giro più che giro turistico è un giro terapeutico. Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them walls all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a ghetto. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow,
much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ho anche puntinato tanti altri punti tatticissimi per il camper. Guarda questo che bello, con l'uscelletto in mezzo a un cazzo di niente, e qua c'hai la ciclabile. Che ciclabile stupenda, fioi, veramente stupenda. Questo è il famoso rifugio Valbona, credo. Qui siamo quasi arrivati al lago di Misurina, in questo posto, guarda, da film, porca troia, da film. Qui c'era un po' di gente perché eravamo vicini al lago del Sorapis, che non è brutto, è bello, solo che siccome viene fatto vedere molto dagli influencer, così anche un giorno su per settimana. Siamo quasi arrivati. Vorrei fare una piccola rettifica: da Auronzo al lago di Misurina è praticamente quasi tutta salita, ok? Non è, ho sbagliato io a capirmi, cioè sali e scendi era perché avevo impostato nel komoot andata e ritorno, quindi lo scendi e ritorno. Quindi è un, diciamo, un tipo di percorso perfetto per chi non è esperto, magari anche non è esperto, che non conosce bene neanche la sua e-bike, quindi non sa gestirsi la batteria, perché appunto all'inizio fai la salita, il sacrificio, poi se sei stanco o hai finito la batteria ti giri, oppure anche se arrivi fino alla fine sai che poi al ritorno non consumi praticamente niente, puoi andare giù anche col motore spento, diciamo. Ecco, questo volevo dire. Sono veramente i percorsi migliori, lo dico da anni, perché all'inizio sei bello carico sia di energia fisica che di voglia di fare, e al ritorno sei stanco, quindi la salita all'andata ci sta perfettamente e al ritorno la discesa. No, aspetta che non vado giù dal buron non sarebbe così, no, così arrivati. Ecco qua ragazzi, adesso ho capito il percorso. Questo è il lago di Misurina, ok, sì, ci sono stato tipo 3 miliardi di volte. Una paperella che va sott'acqua. Peusa. La data è il 28 di ottobre, fate che vabbè, è relativo perché tanto quella è la ciclabile, capito? Non ho fatto giri diversi, ok? Ho sempre mantenuto il sentiero dell'Auronzo Misurina. Basta, adesso mi servirebbe l'altra mano per stoppare la GoPro. La neve è strana, cioè è morbida, quindi forse hai anche più grip, sto vedendo. Sì, non è scivolosa, è piacevole, molto piacevole andare con la neve. pazzesca, e ho lasciato a casa anche il filtro antivento, cioè fa
farla tutta in discesa in questo contesto qua, ragazzi miei, è un sogno veramente. Poi anche il periodo giusto, il periodo un po' del foliage, a parte adesso sì che ti sto inquadrando praticamente la parte più brutta di tutta la ciclabile. No, ecco, non è che sia più buono. È un film ragazzi miei, è un film. Certo è anche vero che è la prima volta che la faccio e quindi questo butta su tantissimo la mia gioia. Serve anche tu ste robe, se anche a te accende infinitamente di più esplorare un posto nuovo piuttosto che ritornare nei soliti posti per quanto stupendi siano, hai capito? Io ho scoperto sta roba qua, cioè quando vado a fare i miei fine settimana, le mie vacanze, il posto deve essere tassativamente nuovo. Quando invece vado tipo a lavorare, quindi mi sposto per vedere il panorama delle mie cose, allora là no, là vado a impostarsi il posto comodo, conosciuto. Adesso torno a lavorare soddisfatto e anche insomma con i nervetti un po' scrocchiati, le ossa, cioè, col corpo un attimo rimesso in sesto. Sì, ci voleva, avevo perso l'abitudine, male, molto male, anche perché voglio dire, ti fai mezza giornata, poi lavori 2 giorni, poi un'altra mezza giornata, cioè non è che devi bivaccare tutto il giorno. Ok, adesso sì mi cago addosso, porca puttana, fanculo fioi, cazzo, vabbè. Cioè, già viaggio sempre con l'ansia quando vado via da solo in certi posti perché sei dentro a niente per tanti chilometri. Io ho anche il casco che mi stroppa l'udito perché penso sempre all'orso e dopo leggo zona con le fototrappole, quelle là, per il rilevamento dei grossi mammiferi carnivori. Cosa? Il lupo o l'orso? I grossi, l'orso è grosso, io mono, via. In pianura te vai i magrebini, in montagna te vai gli orsi, non si può stare mai qui, un attimo, porca miseria, mega colpa era Camoscio che mi ha attraversato la strada, vaffanculo anche Camoscio, brutto comunque, non mi piace più tanto andare via su, cazzo poi, cioè ti fai di quei film anche giustificati, hai letto cosa c'era scritto, guarda dove sei, cazzo, ma se si è visto il Camoscio là, no, non era il Camoscio, il cervo che mi ha attraversato, non credo perché la GoPro è lenta, mette un bel pezzo ad accendersi, questo qua magari era già in tanta buona, vabbè comunque è stato emozionante anche se era un cervo, anzi no, preferisco che anche, meglio che era un cervo, figa, sticker che sentivo erano le fototrappole, mi hanno fototrappolato me. Salita l'andata e salita al ritorno di nuovo, ma via sta roba. Credo che non mi hanno mai fatto così male le gambe. Io ho pompato e ho detto cazzo, no quel cartello veramente ragazzi, sta già in ansia io. Perché insomma può succedere, per carità, di solito lupi e orsi sono schivi, però sai, mamma mia, sono morto, sono distrutto, devastato, ma sono quasi arrivato, manca 4 km. Chiudo qui il giro e vi ricordo a tutti che se no siete allenati tipo me adesso, se siete fuori forma è devastante il giro. Casa, zipline. Ok, via l'oscurante e nutriamoci. Mamma mia, tasi va che non ho dovuto fare chissà quanta strada per arrivare in ufficio. Oh fioi, quanto l'ho sognata. La finestra in ufficio, dai, è bellissimo. Per la precisione la scrivania con vista fuori. Finirà il nostro giovane eroe. Porco cane, non la smetto più, arriva a lavorare e continuo. Ara che cielo che mi sono perso. Tutto per mantenere il Stato e l'INPS che sia stessa identica cosa, guarda che mestiere. Ma se io non dovessi pagare tasse, INPS, eccetera, ma secondo te pare che ho bisogno di lavorare? Dio gatto, è una trappola praticamente. Praticamente faccio il contrario, la giornata lavorativa in montagna, il fine settimana a Jesolo con la fidanzata.